Italia Nostra di Agrigento, guidata da Adele Falcetta, ha organizzato nella giornata di ieri domenica un percorso dedicato alle edicole votive esistenti nella nostra città, alla presenza del professore Beniamino Biondi, con la collaborazione di Eva Di Betta. Molte edicole sacre di pregio ad Agrigento purtroppo versano in grado di abbandono, distrutte e danneggiate anche con le immagini fuori posto. L'associazione pertanto propone al Comune e alla Sovrintendenza un censimento delle stesse, prevedendo un obbligo per i proprietari dell'immobile di effettuare il loro restauro e la loro manutenzione e di creare quindi l'istituzione di un museo diffuso delle edicole sacre con un apposito percorso nel centro storico recanti illustrazioni e notizie. In merito Italia Nostra franca un appello ai cittadini agrigentini di adottarne una avendone la massima cura. Le interviste di Giovanna Neri. Siamo qui oggi proprio per questo. Abbiamo organizzato una passeggiata culturale fra le edicole sacre del centro storico, perché questa è la settimana del patrimonio culturale dedicata quest'anno ai musei, ma non avremmo potuto mai far visitare un museo agli appassionati, data la situazione sanitaria attuale, almeno vigente fino a oggi. Abbiamo pensato quindi alle edicole sacre perché abbiamo in cantiere la proposta di un museo diffuso delle edicole sacre, che sono degli elementi architettonici, arte povera qualcuno direbbe, e molto trascurato nella nostra città. In realtà alcune sono veramente di pregio e quindi meriterebbero una particolare attenzione. Tutte sono espressione di devozione popolare antica, quindi di memoria storica. Intorno alle edicole sacre ruota la storia di un quartiere, la memoria della città. Quindi a brevissimo proporremo l'istituzione di una sorta di museo diffuso, la creazione cioè di un itinerario che abbia come filo conduttore le edicole sacre, che vengano opportunamente catalogate, restaurate e anche dotate, almeno per quelle che sono più interessanti, di targhe esplicative. Una passeggiata nel centro storico alla riscoperta delle edicole sacre, partendo da un volume che suo padre Settimio Biondi scrisse nel 1985. Cosa è cambiato da allora rispetto ad oggi? Ma una passeggiata che mi onora e mi gratifica molto, innanzitutto per ragioni pubbliche, perché è l'occasione di poter parlare delle edicole sacre, cioè di questi fenomeni dell'arte minore molto legati a forme di religiosità popolare, che puntellano sostanzialmente quasi tutto il centro storico di Agrigento, con una funzione ovviamente religiosa, ma anche con una funzione in qualche modo indicativa degli stessi percorsi dell'ampia e complessa rete viaria agrigentina. Sono fenomeni dunque non episodici, ma che si costituiscono all'interno di una rete molto ampia e che rischiano purtroppo di disperdersi perché in molti casi non vengono tutelate. Il libro a cui si è fatto riferimento durante questa passeggiata, e quindi qui l'occasione pubblica diventa in qualche modo un'occasione anche di orgoglio privato, è il volume Agrigento minore, le edicole sacre, che ha scritto mio padre nel 1986, e devo dire che fra tutti i suoi volumi editi questo è lungamente il volume più letto ancora oggi, tra i più ricercati alla biblioteca comunale, probabilmente perché c'è un interesse nei confronti delle edicole sacre, un interesse probabilmente anche inconscio in qualche modo, però certamente rappresentano davvero dei piccoli monumenti di fede, di religiosità e credo anche architettonicamente di grandissimo valore, di assoluto pregio all'interno della nostra Agrigento, soprattutto lungo l'asse della via Atenea, dove si trovano probabilmente le edicole anche più pregiate. La sezione agrigentina di Italia Nostra, proprio per cogliere l'invito della sezione nazionale che organizza tutti gli anni la settimana del patrimonio culturale, che quest'anno era dedicata ai musei, ha pensato di organizzare una passeggiata creando un itinerario accompagnati dal professore Beniamino Biondi per le edicole votive della città. L'idea nasce proprio dal desiderio di una riqualificazione, una scoperta soprattutto dagli agrigentini che tante volte non conoscono questi scorci meravigliosi della propria città, questa forma di arte minore
è bellissima, ma ahimè malconcia è sconosciuta. Quindi abbiamo pensato di ripercorrere le vie del centro storico soffermandoci sulle principali edicole votive della città. Consideriamo che all'incirca ad Agrigento sono presenti 250 edicole votive, quindi naturalmente solamente le principali possiamo far conoscere oggi e possiamo conoscere noi stessi attraverso questo percorso che si è snodato partendo proprio da Porta di Ponte lungo la via Atenea, lungo la via Maestra e nei cortili della città.